Dopo circa 600-700 km con la Epic facciamo un po' un controllo generale e, visto che l'ultima uscita ho forato, la trasformiamo in tubeless. Sì, Luca? sì, siamo pronti, così facciamo un piccolo upgrade e dopo vediamo quali sono le differenze e i vantaggi tra usare le camere d'aria oppure upgradare e cambiare e passare al tubeless. Ok. Tubeless mi hanno detto tutti che è roba fondamentale, il primo upgrade da fare. Io ho sempre girato con le camere d'aria, quindi adesso mi dovete spiegare tutto del tubeless. O mousse, sì, no, solo dietro, davanti, dietro. Quindi andiamo. La ruota davanti facciamo tubeless normale, quindi senza mousse. Esatto. E quindi devi... Tiriamo via la camera d'aria, Sì. mettiamo la valvola, poi facciamo tallonare la gomma e dopo in seguito aggiungiamo il liquido per sigillare. Ok. l'interno. Per la ruota davanti, accortezze, manutenzione, cose da stare attenti. Ogni 4-5 mesi controllare che ci sia ancora liquido all'interno, che non si sia asciugato, e controllare la pressione sempre prima di uscire. Ok, pressione sulla ruota davanti, quanto faremo più o meno? Quello bici da cross country con queste gomme starei su 1,6 come pressione, Ok. 1,5. Prima tenevo 1,7, quindi Ok, più o meno si può uguale. sgonfiare leggermente, Ok. perché così si ha più aderenza e comunque non Perfetto. si pizzica perché Ottimo. non c'è la camera d'aria all'interno. Quindi, Luca, perché tubeless meglio di camera d'aria? Beh, non è sempre vero che tubeless è meglio di camera d'aria, dipende chi sta utilizzando la bici e per cosa devi e come la usi. E la camera d'aria è sempre efficacissima, è sempre la soluzione più semplice, è la soluzione che nel tempo è quella che mantiene più la pressione d'aria e ti facilita la vita, se però non fai tanti chilometri. Ok. Se fai tanti chilometri potenzialmente hai più possibilità di bucare, soprattutto se vai in posti impervi, perché se usi Come la le bici zone nostre. sì, se usi la bici in ciclabile la camera d'aria va benissimo, forerai pochissime volte, se il copertone è in ottimo stato non hai nessun tipo di problema, se fuori cambi la camera d'aria e hai risolto. Quando vai invece fuori strada e la strada è impervia, ci sono molti sassi, ci sono spine, è molto più facile bucare, non puoi permetterti di forare ogni 5 minuti e cambiare Fermati, camere d'aria a go-go. certo. E la soluzione che le biciclette, che l'industria del ciclo ha trovato, è stata quella di togliere la camera d'aria e al posto della camera d'aria inserire all'interno del copertone un liquido antiforatura. Ovviamente il copertone e il cerchio Sì. sono dei copertoni e dei cerchi dedicati Mhm. e vengono chiamati tubeless ready, quindi sono già predisposti per essere utilizzati senza camera. Ok. Quindi tubeless, togliamo la camera d'aria, i cerchi Roval sono già predisposti per essere usati col tubeless, Sì, mettiamo dentro il liquido sì. con lo stesso copertone di prima o cambiamo anche copertone? Il copertone è già tubeless ready, Ok. sulla tua bici il copertone è già predisposto, Mhm. sono copertoni dedicati, un po' più costosi dei copertoni Ok. normali, e richiudiamo normalmente e mettiamo in pressione. Ok. Questo ti dà una serie di vantaggi su se utilizzi la bici in modo più corsaiolo e i vantaggi sono molteplici, se vuoi te li dico. A rigor di logica si dovrebbe guadagnare in peso qualcosina Sì. e resistenza a rotolamento sicuro. Sì, e, beh, si può guadagnare un po' in peso sicuramente, e puoi scendere un po' con la pressione perché il copertone si adatta meglio alla strada e quindi puoi utilizzare delle pressioni un po' più basse e anche ogni volta che tu fori il liquido autoripara. Sì. Le forature piccole, quindi aghi o spini come c'è tanto da noi, o se magari vado su una roccia e E c'è un piccolo forellino, buca questo un po'. viene automaticamente riparato Ok. dal liquido. Invece dietro sempre tubeless ma con le musche, quel salsicciotto. che va all'interno Ok.
della quindi gomma. fai le stesse operazioni dell'altra, solo che dopo aver comunque verificato il nastro sul cerchio, prima di rimettere sul copertone, in mezzo ci metti... anche questo salsicciotto, che adesso vi spiegherà Luca i vantaggi. Luca, tocca a te. Perché mousse e perché solo dietro? Ma lo mettiamo solo dietro, beh, innanzitutto tu sei un ciclista leggero e con questo tipo di bicicletta non farai dei percorsi estremamente provanti, hai bisogno anche di leggerezza per i percorsi che farai. La mousse dietro ti dà più sicurezza, ti dà la possibilità di scendere un po' con la pressione del Sì, come pneumatico davanti. senza rovinare né cerchio, e tu ce l'hai in carbonio, quindi sarebbe anche molto costoso rovinarlo, oltre che seccante perché resti a piedi. Certo. Quindi scendi con le pressioni, ma la guida e l'aderenza ne guadagna. Ok. Sei più sicuro, sei più confortevole sulla bici, la bici ha più tenuta. Quindi al posteriore montiamo la Super Mousse di Andreani, che ha doppia densità. Doppia densità, all'esterno la parte rossa è un po' più morbida, e all'interno, per proteggere il cerchio, è più resistente. Adesso prendiamo la misura intorno al cerchio per tagliare un pezzo e dopo la andremo a inserire all'interno del copertone. Ok. Mousse montata, adesso ributti dentro la gomma, la fai stallonare e Poi liquido. aggiungiamo il liquido e dopo rimontiamo entrambe le ruote sulla bici. Quindi trasformazione tubeless fatta, la provo, sono curioso, è la mia prima bici tubeless, da sempre. Dai, Ci dirai le sensazioni positive. vi dirò, e adesso la carico in macchina e domenica ci rimonto in sella. Buon divertimento. Grazie, buon lavoro. Ciao Matteo. Ciao! Bici revisionata, trasformata in tubeless, non vedo l'ora di provarla, ci vediamo domenica, andrò in trasferta, quindi restate sintonizzati. Ciao!